Sarà il Savio di Carlo Torino a giocarsi la finale di Under 16 Elite sabato contro l'Ubbedevole, dopo aver battuto in semifinale per 3-0 la Vigor per Conti dopo i tempi supplementari. A partire meglio sono però i Blaugrana, che si rendono subito pericolosi con De Rosa, ma Di Ciommo risponde presente. Passano solo pochi giri di lancetta ed è Di Michele ad impegnare il portiere blues, che devia sopra la traversa. Il Savio allora prova a rispondere e si fa vedere in avanti con bomber Tacchi, chiuso bene dallo stesso Di Michele. Sul corner conseguente Tacchi sempre va di testa, ma il pallone termina fuori. Il Savio poi prova a farsi vedere ancora dalle parti del portiere avversario, ma è la Vigor per Conti ad andare vicinissimo al vantaggio con una traversa di Bobbeika. Anche dall'altra parte il Savio ci prova da fuori, ma blocca senza problemi il portiere. Ancora Savio in avanti con Basili, che se ne va sulla destra, mette sul secondo palo, Petronzi salta più in alto di tutti, ma c'è il miracolo di Gangal. Le immagini passano ora al secondo tempo, dove la prima opportunità è ancora una volta per la Vigor per Conti, con Maffiotti che di testa non trova la porta. Il Savio non sta di certo a guardare ed è proprio Tacchi a cercare con un'acrobazia il vantaggio. I Blues poco dopo ci provano anche sul calcio di punizione. Basili impegna Gangal, che blocca però in sicurezza. Arriva poi ancora il vantaggio del Savio con Petronzi che di testa sul secondo palo con un'inzuccata perfetta porta avanti i suoi nei tempi supplementari. La Vigor per Conti allora prova a rispondere sugli sviluppi di un calcio d'angolo e troverebbe poco più tardi anche il pareggio, ma tutto viene annullato dal direttore di gara per un fuorigioco che sembra netto. In questi tempi supplementari il Savio continua a spingere e riesce a trovare ad un minuto dalla fine anche il raddoppio. Qui errore di Gangal in impostazione che cicca il rinvio. Su di lui arriva Cichello, entrato pochi minuti prima, che recupera il pallone e lo deposita a porta sguardita. Nel finale arriva anche una super punizione di Ieva, che va a chiudere i conti per il tris dei Blues dopo aver servito anche l'assist a Petronzi. Arriva poi il triplice fischio da parte del direttore di gara, con il Savio che festeggia la qualificazione in finale 3-0 alla Vigor per Conti dopo i tempi supplementari. Comunque applausi per i Blaugrana, che non hanno sfigurato contro un avversario di assoluto valore. Appuntamento ora a sabato per l'ultimo atto al Fuso di Sant'Antonio tra Savio e Ubbedevole.